Firenze. È l'ondata insurrezionale delle grandi città del nord a portare la libertà in Italia, arrivata a fine aprile del 45 dopo un inverno di stasi lungo la linea gotica, che dalla Spezia a Pesaro divide il paese in due. Il via lo dà la liberazione di Bologna il 21 aprile. La prima a ribellarsi è Genova, il 24. La resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani vicini con le consuete modalità e in primo luogo con la consegna delle armi. Lo stesso giorno insorge anche a Milano, dove si trova Mussolini. Il Comitato di Liberazione gli chiede la resa incondizionata. Lui tenta la fuga in Svizzera. Preso dai partigiani, verrà ucciso il 28 aprile. Contemporaneamente si lotta a Torino. Il 25 gli operai affiancano la resistenza. Combattimenti e esecuzioni termineranno solo il 30 aprile. Tutt'altra storia a Venezia, dove i tedeschi concordano con il Comitato di Liberazione Nazionale una partenza senza scontri a fuoco. E così il 28 aprile i partigiani entrano in città senza sparare un colpo. Il 29 aprile a Caserta la Germania firma la resa. La guerra è finita, l'Italia riunita festeggia la libertà. Il 25 aprile è la festa del coraggio di un paese che